Dialogo 5 Stelle PD per l'eventuale governo, il segretario provinciale del Partito Democratico, consultazioni tra gli iscritti per chiedere un parere vincolante a livello nazionale. Scettica la Lega Trevigiana su un governo 5 Stelle PD, il segretario Coin non crede in un centrodestra all'opposizione, aspettiamo il voto delle regionali in Friuli, poi vedremo. Voleva ammirare lo spettacolo dell'Alba del Grappa assieme agli amici, infermiere 27enne di Alano del Piave precipita in un burrone e muore. Botte e minacce agli anziani genitori. A Volpago un 43enne è stato arrestato dai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti di madre e padre dai quali era stato allontanato. Buoni anche se non ai livelli del 2017 i dati del turismo nella Marca in questi giorni di ponti primaverili, intanto gli albergatori chiedono norme stringenti per gli affittacamere. Continua la campagna di Antenna 3 a sostegno del restauro delle mura di Castelfranco, tra i testimonial scesi in campo in questi giorni anche i giocatori di rugby della Marca. Sport volley, Limoco sempre più vicina al secondo scudetto, grande vittoria contro Novara per un secco 3-0, prossima gara domenica al Palaverde. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, la politica, avviato il dialogo 5 Stelle PD per un eventuale accordo di governo. Ora si aspetta la direzione del Partito Democratico prevista per il 3 di maggio. Intanto dai territori si leva la richiesta di una consultazione tra gli iscritti al PD, mentre la Lega è perplessa sulla reale chiusura del dialogo tra i pentastellati ed il Carroccio, ma sentiamo. Governo 5 Stelle PD, sarà la direzione dei Democratici convocata per il prossimo 3 maggio a decidere sull'apertura dell'eventuale confronto con il Movimento 5 Stelle e le ripercussioni di quanto sta accadendo a Roma arrivano anche nei territori. Dalla provincia di Treviso è partito un documento nel quale si ribadiscono 3 aspetti fondamentali: la fiducia nel Presidente della Repubblica, la necessità di identificare punti programmatici chiari ed irrinunciabili e soprattutto una consultazione tra gli iscritti. Chiediamo che il partito coinvolga gli iscritti attraverso modalità di consultazioni previste dallo Statuto proprio sul modello del Partito Socialdemocratico tedesco, in modo da avere la più ampia condivisione possibile di qualsiasi progetto di governo che si voglia mettere in piedi. Di certo la base del Partito Democratico è frastornata dalla situazione nella Marca come altrove. Il segretario reggente Martina ha comunque sottolineato, richiamando la responsabilità, che se si è arrivati fin qui è perché altri hanno fallito, visto che per 50 giorni diversi tentativi non hanno prodotto un esito utile. I Dem riconoscono il passo avanti del Movimento 5 Stelle che ha chiuso il confronto con la Lega, ma è proprio su questo che anche a Treviso si aprono molte perplessità sulla reale chiusura del dialogo, come ribadisce il segretario provinciale neodeputato del Carroccio Dimitri Coin. Bisogna aspettare il risultato delle prossime elezioni in Friuli e poi dalla prossima settimana credo si possa cominciare a ragionare seriamente su quello che sarà un'ipotesi di un futuro governo. Certo che se l'ipotesi di un governo 5 Stelle PD poco pare piacere alle basi dei due partiti, un centrodestra all'opposizione piace ancor meno ai militanti del Carroccio. Pensare che possa essere escluso da qualsiasi ragionamento sulla composizione del prossimo governo è francamente poco digerito e poco digeribile da parte dell'elettorato nostro e dello stesso movimento nostro. Ed ancora la politica con il direttivo regionale di Forza Italia a Padova, al centro le prossime elezioni comunali in Veneto. Per Treviso ribadita la volontà di portare avanti l'alleanza con la Lega a sostegno della candidatura di Mario Conte. Sentiamo. Ci presenteremo tutti uniti il 10 giugno con Lega, Forza Italia e tutto il centrodestra. Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio Chies, insieme al neodeputato Raffaele Baratto nel pomeriggio, al direttivo regionale degli Azzurri a Padova, ha ribadito la posizione del partito della Marca. Abbiamo ribadito la linea del provinciale di Treviso che è stata accolta all'unanimità. Dunque Forza Italia a Treviso ribadisce e rinnova l'appoggio al candidato del Carroccio, Mario Conte. Di riproporre un centrodestra unito con De Checchi vice sindaco a supporto della candidatura sindaco di Mario Conte. È una scelta di coerenza, anche una scelta coraggiosa, ma una scelta che dimostra come sul territorio si venga ascoltati, e una proposta che è stata fatta tempo fa di un'unità del centrodestra non solo politica ma anche in termini di temi per la città non possa che andare a buon fine.
La cronaca ora a Volpago, un 43enne è stato arrestato dai carabinieri per l'ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori. Ha nuovamente minacciato i genitori e questa volta è finito in carcere. Un 43enne italiano è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri dopo aver fatto irruzione nell'abitazione di famiglia a Volpago del Montello. Maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio, le accuse a suo carico. Già dallo scorso autunno l'uomo, con problematiche derivanti dalla dipendenza ad alcol e stupefacenti, era sottoposto all'obbligo di dimora in una comunità terapeutica di Trebaseleghe nel Padovano. Un provvedimento che il giudice aveva adottato dopo che il figlio violento era stato allontanato dalla casa dove abitava con gli anziani genitori per continui maltrattamenti. Ieri si è presentato dai familiari e li ha minacciati dopo aver mandato in frantumi, gettandoli a terra alcuni soprammobili e aver preso a calci un paio di porte. Sono stati i carabinieri di Volpago, insieme a una pattuglia del nucleo radiomobile di Montebelluna, a bloccarlo e ad accompagnarlo in carcere a Santabona. Precipita in un burrone e muore a Paderno del Grappa, vittima un 27enne infermiere di Alano di Piave. Ammirare lo spettacolo del sole che sorge dalla cima del Grappa in un posto unico a quasi 1800 metri d'altitudine. Il desiderio di concedersi una mattinata speciale nel giorno della festa del 25 aprile si è rivelato fatale per Danny Pisan, 27 anni, di Alano di Piave. Prima dell'alba il giovane era salito in auto sul Grappa assieme a due amici. Arrivati in località Nappon non sono più riusciti a proseguire a causa della neve e della visibilità scarsissima. Per aiutare l'amico, che era alla guida, a fare manovra e a girare l'auto per tornare indietro, Danny Pisan è sceso dalla macchina, ha scavalcato il guardrail per consentire la retromarcia. Senza accorgersi del burrone, il giovane è precipitato nel vuoto per oltre 100 metri. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per Danny non c'era più nulla da fare. I soccorritori, che si sono calati nella scarpata, non hanno potuto far altro che constatare il decesso e recuperare il corpo del ragazzo. Pisan, nato a Valdobbiadene, residente con i genitori e una sorella ad Alano di Piave, era laureato in scienze infermieristiche, lavorava in una casa di riposo a Grigno, in Trentino. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Furto la scorsa notte alla scuola Palladio di Maser. Ignoti sono entrati nell'istituto e hanno rubato 10 computer portatili. Non è purtroppo la prima volta che questa stessa scuola viene presa di mira dai ladri come dai vandali, tant'è che l'anno scorso l'amministrazione comunale aveva deciso di partecipare ad un bando regionale che eroga contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza ed antifurto. Intanto sull'ennesimo episodio della scorsa notte indagano i carabinieri. Blitz della Polizia Municipale in via Pescatori, nel cuore di Treviso, fermato un giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Un residente ha girato un video. Solo un mese fa i cittadini avevano chiesto l'installazione di telecamere di videosorveglianza. Il blitz della Polizia Municipale ieri nel cuore di Treviso, l'ennesimo controllo dei vigili nelle zone della città considerate più a rischio. Ci troviamo in via Pescatori, dove è stato bloccato un giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In quel momento si sono radunate alcune persone che hanno girato il video. Il ragazzo, fra l'altro, ha opposto resistenza ed è stato quindi fatto salire nella macchina e portato in caserma della polizia locale. Qui è stato identificato e segnalato alla prefettura. Una zona questa dove quotidianamente transitano le forze dell'ordine. Più volte commercianti e residenti hanno segnalato la presenza di spacciatori e consumatori. La via centrale, e tra l'altro ieri era giorno festivo, quindi in centro c'erano anche molte famiglie e numerosi giovani che passeggiavano. Una strada tra l'altro a pochi passi da un'altra zona considerata da sempre a rischio, i giardinetti di Sant'Andrea. Poco più di un mese fa è partita una raccolta firme con cui i commercianti e i residenti avevano chiesto all'amministrazione di poter installare sia vicino ai giardinetti che in via Pescatori delle telecamere di videosorveglianza. Tra l'altro, proprio nella via, sotto una pianta, è stato trovato e fotografato un bilancino di precisione, segno che spacciatori e consumatori usano quel posto e quella pianta durante lo spaccio. Ed ora in Borgo Cavour, sempre a Treviso, dove la scorsa notte ignoti hanno danneggiato delle auto in sosta. Sentiamo. Le hanno danneggiato l'auto? Sì, hanno rubato gli specchietti.
Raid contro le auto nella notte in Borgo Cavour. Qualcuno ha rubato da 5 macchine gli specchietti laterali. Un atto vandalico, più probabilmente un vero e proprio furto, come lascia intendere una delle vittime. Effettivamente l'ho messa qua stanotte, ma evidentemente non è bastato. La metto sempre di solito qui proprio perché si avvicina, cioè in mezzo, io abito qua sopra, per cui, ma non è servito, non è bastato evidentemente. Per questo residente non si è trattato affatto di una ragazzata, dunque, come si potrebbe pensare in un primo momento. Qua bisogna essere organizzati per togliere gli specchietti in questa maniera qui. Borgo, che solitamente è un quartiere tranquillo della città. È la prima volta che succede qua in Borgo, non ho mai visto niente di particolare. Eppure a Treviso episodi sgradevoli come questi si ripetono, denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Davide Acampora. Sono atti di vandalismo che accadono molto frequentemente, infatti in questi 2 o 3 anni saranno accaduti almeno 5-6 volte e questo è frutto, secondo me, proprio di una mancanza di presidio anche del territorio. C'è da rilevare il fatto che queste cose accadono soprattutto quando le scuole sono chiuse e quando un pochino questo quartiere, che è residenziale sostanzialmente, si svuota, no? E quindi c'è meno presidio, meno attenzione e i piccoli vandali possono fare bello e cattivo tempo. Ora non c'è che da sperare che le forze dell'ordine individuino i responsabili e che i controlli vengano potenziati. C'è una telecamera posizionata all'inizio della strada, quindi ci auguriamo che i filmati possano essere visionati per capire poi i responsabili, ma saranno sicuramente dei teppistelli, delle baby gang, insomma, chi può fare una cosa del genere se non qualcuno magari un po' ubriaco, fumato, che perde tempo e si diverte a fare queste cose. Ancora cronaca, schianto frontale tra un'auto e una moto a Paderno del Grappa, grave un 36enne di Cittadella. È in ospedale a Treviso, ricoverato nel reparto di terapia intensiva, un 36enne di Cittadella rimasto vittima di un incidente stradale mentre era a bordo della sua Vespa insieme a un'amica di Vigonovo, ricoverata invece a Castelfranco. I due, mentre si trovavano a Paderno del Grappa in sella alla Vespa, per causa in corso di accertamento, si sono scontrati con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Uno schianto violento con i due sbalzati sull'asfalto e i soccorsi chiamati da alcuni automobilisti in transito. Sul posto anche l'elicottero del SUEM di Treviso ed è l'uomo che ha riportato le conseguenze più gravi. Buoni dati del turismo nella Marca in questi giorni di ponti primaverili, anche se i numeri sono lontani dal boom del 2017 trainato dalla mostra degli impressionisti e dalla dunata degli alpini. Intanto gli albergatori chiedono norme stringenti per gli affittacamere. Ci sono troppi abusivi, dicono. Sentiamo. Oggi a Treviso abbiamo più della metà dell'offerta turistica all'interno di strutture che non sono normate. 25 aprile e 1 maggio i ponti primaverili da sempre segnano uno dei momenti di maggior afflusso turistico nella Marca e puntuale con l'arrivo dei villeggianti si apre la protesta degli albergatori nei confronti delle strutture ricettive alternative agli hotel, dagli affittacamere ai bed and breakfast agli affitti brevi di appartamenti, strutture non soggette a regole, spesso quindi terreno fertile di abusivismo, con effetti sulla concorrenza sleale alle strutture registrate che pagano le tasse, ma anche sulla sicurezza. Di qui l'appello della categoria che si inserisce nella campagna elettorale a chi governa e governerà la città. Chiediamo all'amministrazione, sia quella presente sia la prossima, di prendere in mano questo e di essere loro i fautori della legalità. Crediamo sia una cosa importante. Non solo per quello che riguarda un problema di competitività, ma anche per quello che riguarda un problema di sicurezza, perché non sapere chi dorme e non poter controllare chi dorme all'interno della struttura è un rischio anche sociale non indifferente. 160 alberghi, 1100 strutture in totale, questi i numeri della ricettività nella Marca, ma proprio la presenza di numerosi affitti irregolari rende difficile avere numeri esatti su presenze ed arrivi in questo periodo del 2018. Quel che pare certo è una lieve flessione rispetto al 2017. La sensazione è che siamo in calo rispetto all'anno scorso, forse perché l'anno scorso in questo periodo c'erano degli eventi veramente importanti. Mostra sugli impressionisti ed adunata degli alpini hanno portato al record dell'anno scorso. Il 2018 registra comunque buoni risultati rispetto ad esempio a 2 anni fa, segno di una città ed una provincia che grazie a cultura ed enogastronomia comincia sempre più a vivere di una vita propria e non solo di luce riflessa di Venezia o delle spiagge quando non c'è il sole.
Dal prossimo 25 maggio WhatsApp non potrà più essere utilizzato dai minori di 16 anni, una norma europea che divide anche i trevigiani tra favorevoli e contrari. Sentiamo. Dal prossimo 25 maggio WhatsApp potrà essere utilizzata solo da chi ha un'età minima di 16 anni. L'annuncio è della compagnia sul suo sito web per rispettare il regolamento sulla protezione dei dati personali sancito dall'Unione Europea, che entrerà in vigore proprio in quella data. La norma fissa di fatto l'età in cui un giovane utente può iniziare a utilizzare la chat, 16 anni. Gli under 16 che vivono in Europa dovranno dunque adeguarsi. Una legge che divide l'opinione fra favorevoli e contrari. D'accordissimo. Rischiano di farsi tanto male, di fare male agli altri e a se stessi. Sono troppo poco socievoli tra loro, meno social usano sinceramente, non è che sia tanto contraria. No, minore di 16 anni mi sembra eccessivo. Insomma, 16 anni sono già grandi. Proibire non è mai servito a nulla, secondo me. Bisogna insegnare invece ad utilizzare WhatsApp in modo corretto, probabilmente. Tutto ciò che è proibitivo non mi convince. Adoperarlo con intelligenza, fino a che punto dobbiamo impararlo anche noi, forse adulti. Il virtuale non deve occultare o affogare il reale. Questa è invece l'opinione di 2 minori di 16 anni che WhatsApp lo usano tutti i giorni. Non dovrebbero toglierlo a tutti perché non tutti lo usano in maniera scorretta. Dovrebbero essere i genitori anche a vedere i ragazzi. Un'applicazione usata nel giusto modo non può causare problemi. Ma alla fine, quando questa norma entrerà, cosa potrà cambiare? Praticamente niente, soprattutto per quei minori che in questi anni hanno mentito sull'età per iscriversi a Facebook o per usare WhatsApp o per navigare su YouTube. Loro e probabilmente i nuovi iscritti potranno continuare a farlo o eventualmente... Si vedrà, però comunque userei altre applicazioni tipo Messenger, Instagram, Direct, quindi... Linea alla regia ora per la pubblicità, restate con noi, tra poco torna la campagna di Antenna 3 per la salvaguardia delle mura di Castelfranco con dei nuovi testimonial d'eccezione. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Andiamo a Castelfranco ora, dove continua la nostra campagna per il restauro delle storiche mura. Tra i testimonial anche i rugby della Marca. Vediamo. Facciamo mischia per arrivare alla meta. Anche il rugby trevigiano sostiene il restauro delle mura di Castelfranco e lo fa nello spirito di squadra, dove il sostegno a chi porta avanti l'ovale non deve mai mancare. Ci sembra una cosa buona e giusta, visto l'aiuto che il comune di Castelfranco ci dà, appunto di ricambiarlo e quindi di sostenere appunto la ricostruzione delle mura e il restauro delle mura. Un simbolo le mura castellane che vanno difese dall'incuria del tempo, arrivando alla meta del loro restauro. Noi, venendo prevalentemente da Treviso, comunque sappiamo cosa vuol dire avere le mura, e le mura di Castelfranco rappresentano sicuramente il primo impatto quando si arriva a Castelfranco e una delle bellezze della città. Conservarle, mantenerle e anche renderle fruibili, insomma, a tutti, penso sia un po' un fiore all'occhiello che la città può sfoggiare. Un sostegno a questa mischia per le mura che ognuno può portare con 2 euro per un mattone, come ripete sempre il vice sindaco di Castelfranco. Con 2 euro si può partecipare al restauro delle mura e naturalmente si contribuisce a quello che sarà il restauro poi generale. Perché 2 euro? 2 euro perché l'abbiamo individuato contando le pietre. Di fatto il castello è composto da circa 3.750.000 pietre e il costo del restauro totale è di circa 7 milioni, di conseguenza veniva facile matematicamente parlando che sono sufficienti 2 euro di investimento per adottare un mattone. Partecipare è molto semplice, basta fare un bonifico presso le casse comunali oppure presso l'amministrazione comunale, basta recarsi in un qualsiasi ufficio ai messi comunali e che rilasciano ricevuta del versamento fatto.
Ecco, avete sentito quindi dal vice sindaco come fare per partecipare a questa campagna a sostegno delle mura di Castelfranco, sostenuta anche da Antenna 3, Adotta le mura di Castelfranco, un progetto per la storia. Avete visto l'IBAN per i versamenti, la causale è Salviamo le mura di Castelfranco. Se anche voi quindi volete partecipare a questo progetto, lo potete fare con le modalità che avete appena sentito. Ed ora siamo allo sport, lo sport quello non giocato ma di solidarietà, perché i tifosi della DeLonghi Basket hanno contribuito a raccogliere fondi da destinare ai bambini orfani della Sierra Leone. Vediamo. Un assegno da 2.490 euro consegnati dal direttore generale della DeLonghi Basket Favaro ai responsabili di Around Us, l'associazione benefica che opera in Sierra Leone attraverso i padri giuseppini del Murialdo. I soldi sono il ricavato della vendita delle fregolotte ai tifosi che hanno partecipato alla partita di campionato al Palaverde contro Udine. 2.490 euro che serviranno per il progetto alimentare che riguarda 150 ragazzi rimasti orfani dall'epidemia di Ebola e dalla spaventosa frana che ha causato migliaia di morti lo scorso luglio in Sierra Leone e che frequentano la scuola dei padri giuseppini del Murialdo. Pagamento delle tasse scolastiche, perché lì si pagano, e mantenimento, cioè loro portano a casa ogni settimana l'occorrente per mangiare durante la settimana, perché l'Ebola ha messo in ginocchio definitivamente questo paese. Lo sport ancora una volta in prima linea per aiutare chi soffre. Lo sport deve essere solidarietà, lo sport deve essere valori e noi abbiamo un compito di trasmettere questi valori al nostro settore giovanile e ai nostri tifosi. Il 10 maggio partirà una delle 4 missioni annuali dei medici polispecialistici di Around Us che per 16 giorni, sfruttando le ferie, andrà in Sierra Leone per aiutare la popolazione locale. Prima o poi ci andiamo, sarebbe giusto portare forse anche qualche giovane da Treviso, poi magari qualche cestista può nascere. Ed ora lo sport giocato con il volley, una grande Imoco che a Novara si impone con un secco 3-0 e si avvicina al tricolore. Finale scudetto, la gara 3 è tutta giallo-blu, con l'Imoco che spugna il Novara e si porta a casa un punto preziosissimo. Una partita senza errori per le Pantere che fin dalle prime battute dimostrano grinta e non lasciano nulla di intentato. Si portano fin da subito avanti, travolgendo al Pala Igor un Novara questa volta poco preciso e con una percentuale di errori più alta di gara 1. L'Imoco dimostra i denti e tenta il tutto per tutto, aggiudicandosi la partita con un netto e perentorio 3-0. La gioia del successo però viene offuscata dall'infortunio al secondo set della centrale bolzanina Ralfa Folì. Durante un attacco ricade male e finisce a terra portandosi le mani sul ginocchio sinistro. L'atleta dell'Imoco viene portata in spogliatoio in barella. Per lei potrebbero esserci dei problemi ai legamenti. Le Pantere però al terzo set non mollano e giocano per la compagna costretta a seguire la partita dalla panchina. I parziali parlano chiaro: 12-25, 19-25, 19-25. Una vittoria che fa volare le giallo-blu verso il tricolore. Al termine della partita la gioia delle Pantere e l'applauso dei numerosi tifosi giunti dal Trevigiano. Una grande vittoria, dice il coach dell'Imoco Daniele Santarelli, ma il mio cuore è diviso a metà. L'allenatore delle Pantere era a 2 passi dalla giocatrice bolzanina quando si è infortunata. Ed ora occhi puntati su gara 4 a Villorba, domenica, in un Palaverde che sarà sold out. L'Imoco tenterà il colpo grosso, il tricolore è ad un passo. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, torna subito dopo i TG 20:10, questa sera ospiti di Ferdinando Avarino, Angela Colmellere, deputata della Lega, e Sara Moretto, deputata del Partito Democratico. È tutto per questa edizione, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 27 aprile.
Sul Veneto cielo molto nuvoloso e a tratti anche coperto al mattino, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Più sole dal pomeriggio con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 11 e 15 gradi, massime in calo tra 17 e 22 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi nella prima parte della giornata, poi più spazi soleggiati ovunque ma con locali e innocui addensamenti, specie sull'Udinese, senza ulteriori conseguenze. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, massime gradevoli oscillanti tra 19 e 24 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Molte nubi anche con possibili isolati piovaschi al mattino un po' ovunque sulla nostra regione, ma col passare delle ore migliora con ampio soleggiamento su tutti i settori. Diamo infine uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi, massime previste in deciso calo tra 19 e 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.